Dopo le interrogazioni parlamentari presentate recentemente da alcuni deputati veneti e le dure prese di posizione del critico d'arte Vittorio Sgarbi contro la sua costruzione, si può dire che il discusso progetto di realizzazione a 2 Carrare di quello che sarebbe il centro commerciale più grande del Veneto, a pochissima distanza da un monumento importante come il Castello del Cataio, è diventato un argomento di portata nazionale. Un fatto positivo per l'Ascom che prevede, se il progetto andasse in porto, conseguenze pesantissime. Noi abbiamo fatto dei studi e abbiamo visto che questo nel raggio di 100 km farà terra bruciata. In che senso? Altri centri commerciali che sono nell'area soffriranno in maniera importante, ma a parte questo è proprio il negozio di vicinato quello che subirà il danno maggiore, perché il negozio di vicinato non può essere competitivo con il centro commerciale, sia a livello di prezzi ma anche a livello economico. In queste settimane manifestazioni ed appelli per salvare il Castello del Cataio si sono susseguite senza interruzione. Se il dibattito sul come rimane aperto, la nostra proposta è di estendere i confini del Parco Colli, comprendendo l'area che metterebbe in sicurezza il castello da nuove costruzioni. Le conseguenze del nuovo centro commerciale andrebbero infatti al di là di quelle che riguarderebbero molti negozi. Va a deturpare un'area che è prettamente anche culturalmente importante e soprattutto il dissesto idrogeologico, che è quell'area, ricordiamo, che è andata anche alluvionata pochi anni fa.